Ciao, mi chiamo Francesca e lavoro presso il reparto marketing di UserLike. Con questo video ti vorrei dare una piccola panoramica sulla live chat di UserLike. Vedrai la dashboard, il chat panel e come impostare le funzioni nella dashboard. Iniziamo! Cominciamo con la dashboard, che è il centro di controllo di UserLike. La prima cosa che vedrai accedendo a UserLike è un elenco di tutti i tuoi widgets che hai creato. Un widget è il bottone alla finestra di chat che verranno mostrate sul tuo sito web e tramite il quale il tuo cliente potrà contattarti. In alto a destra vedi il tuo profilo. Siamo registrati con l'operatore Lisa Abel. Nel menu a sinistra troverai informazioni sul contratto, diverse possibilità di impostazioni, messaggi, analytics e altro. Il chat panel è la zona principale di UserLike. Se lavori presso l'assistenza clienti, trascorrerai la maggior parte del tuo tempo nel chat panel. Qui risponderai alle domande dei tuoi clienti. Ti spiegherò come è strutturato il chat panel e come tu e i tuoi clienti potrete chattare. Se un cliente ha una domanda, potrà contattarti sia tramite la chat sul tuo sito web che tramite i nostri Messenger channel su Facebook Messenger e Telegram. Nel chat panel convergeranno tutte le richieste e da qui potrai rispondere ai tuoi clienti. In questo momento siamo nella modalità non in linea e non possiamo ricevere nessuna chat. Connettiamoci. Ecco la nostra prima chat. Sul lato destro vedi le informazioni sul cliente come il nome, l'indirizzo email e la posizione. Ti verrà anche mostrato se il tuo cliente ha un profilo di LinkedIn o di Twitter e tramite quale sito web il cliente ti ha contattato, che browser sta usando e dove si trova sul sito in questo momento. Usa macro di chat per rendere il tuo supporto più efficiente. Queste sono risposte precompilate che potrai scegliere o incollare facilmente e, se necessario, anche modificare. Tra l'altro, potrai collegare diversi tool di business e per esempio creare un ticket per il tuo CRM da una chat, così che un tuo operaio delle vendite potrà poi contattare il lead. Un'altra funzione utile è la nostra funzione di anteprima in tempo reale. Potrai vedere cosa sta digitando il tuo cliente prima che invii il suo messaggio. Così nel frattempo potrai già decidere cosa rispondere e ridurre notevolmente il tuo tempo di risposta. Se hai tante chat contemporaneamente, potrai semplicemente cambiare da una chat all'altra. Noi raccomandiamo di chattare al massimo con 3 persone contemporaneamente, così non perderai la rotta e potrai rispondere ad ogni cliente al più presto possibile. Adesso che hai aiutato il tuo cliente, potrai chiudere la chat e il tuo cliente potrà valutare il tuo servizio. Questa era un'istruzione breve del chat panel. Torniamo alla dashboard. Hai investito tempo e denaro perché il tuo sito web sia perfetto. La live chat dovrebbe adattarsi al meglio. Modifica la chat nell'editor del widget e adattalo alle tue esigenze. Potrai personalizzare completamente il design e il colore della finestra di chat. I nostri disegni ti daranno un'idea di cosa è possibile. Cambia la posizione della chat in modo che sarà proprio lì dove la vuoi avere e che non copra niente sulla tua pagina. Oltre al design, potrai anche adattare il comportamento della chat alle tue esigenze e concetti. Vuoi che il tuo cliente possa iniziare la chat a sé? Vuoi che il widget apparirà automaticamente dopo un certo periodo e richiami l'attenzione del cliente per la chat? O vuoi richiedere delle informazioni del cliente prima che inizi a chattare? Solo tu conosci la tua azienda. Definisci il comportamento della chat come meglio per te. Definisci anche cosa succede fuori dalle ore di servizio e quando il tuo team di assistenza clienti non è disponibile, per esempio di sera o il fine settimana. Potrai nascondere la chat così che non verrà più visualizzata sulla tua pagina, mostrare un modulo di contatto classico o usufruire del nostro chatbot gentile. Chat Butler si assume dei primi passi quando non sei disponibile.
accoglie i tuoi clienti e richiede informazioni. Contemporaneamente ti avvisa tramite mail o Slack di connetterti e occuparti del cliente nella chat. Questo è pratico quando non sei disponibile nel chat panel, ma non vuoi perdere nessuna chat. Ma come aggiungi la nostra live chat sul tuo sito web? Integrare Userlike è semplicissimo. Nel tab di installazione troverai il tuo JavaScript widget code. Copialo e incollalo nel tuo sito web prima del body tag. Ecco fatto! La chat è integrata sul tuo sito web e puoi iniziare a chattare con i tuoi visitatori. Continuiamo con le impostazioni degli operatori. Al presente punto troverai una panoramica su tutti i tuoi operatori aggiunti. Se scegli un operatore potrai vedere il suo profilo. Qui potrai effettuare vari adattamenti, per esempio aggiungere un alias, se vuoi proteggere l'identità del tuo operatore. Scegliere la lingua nella quale l'operatore userà Userlike e assegnarlo ad un certo gruppo di operatori per indirizzare i tuoi visitatori più velocemente al corrispondente giusto. Con Userlike potrai chattare con fino a 10 visitatori contemporaneamente. Questo però, specialmente all'inizio, potrebbe essere un po' troppo. Adatta il numero di chat slots, cioè il numero di persone con le quali potrai chattare allo stesso tempo, individualmente. Un riepilogo di tutte le chat e messaggi offline lo troverai nel menu Messaggi. Qui vediamo anche la chat che abbiamo avuto prima. Selezionando un messaggio riceverai tutte le informazioni a prima vista: il nome, la data, la valutazione, eccetera. Potrai anche scegliere cosa succederà con la chat. Potrai impostare uno stato, dare un argomento alla chat, creare un ticket o cancellarla. Collega Userlike ai tuoi tool di business preferiti per ottenere di più dalle tue chat. Se per esempio qualcuno si interessa per uno dei tuoi prodotti di enterprise nella chat, puoi mandare le informazioni al tuo CRM e il tuo team delle vendite verrà informato automaticamente su questa possibilità. Offriamo add-on diversi come Pipedrive, Health Scout e Salesforce. Arriviamo all'ultimo punto. Puoi misurare il successo della tua live chat, paragonare e migliorare per tutto il tuo servizio e per ogni operatore. Per questo ti offriamo una funzione di Analytics completa. Il tempo della prima risposta è un indicatore molto importante nell'assistenza clienti. Nella live chat i tuoi visitatori si aspettano una prima risposta veloce alla loro richiesta, altrimenti lasciano il sito e non concludono l'acquisto. Hai diverse possibilità per farti mostrare le informazioni. Seleziona un intervallo di date e paragona gli operatori diversi per vedere dove si potrebbe migliorare. Con Analytics c'è ancora molto di più da misurare: argomenti, occasioni perse, l'origine dei visitatori del tuo sito web. Crea la tua dashboard individuale con i KPIs più importanti per te e la tua azienda. Questo è tutto per la nostra panoramica. Per avere più informazioni sulle nostre singole funzioni, dai un'occhiata ai nostri tutorial nella dashboard o scopri gli altri video qui sul nostro canale di YouTube. Non esitare a contattarci tramite chat se hai delle domande. Divertiti a chattare e a presto!